Carissimi amici, da quasi 40 anni raccontiamo la storia della nostra civiltà rurale. Abbiamo contribuito a risvegliare la passione dei mezzi agricoli storici e con orgoglio possiamo affermare che la nostra è una festa di riferimento a livello regionale, ma addirittura nazionale. Ad ogni edizione abbiamo segnato un tema elaborandolo con mostre e diverse attività. Ricordiamo il concorso degli spaventapasseri, i 4 elementi della terra, il tempo e le radici. Quest'ultimo in particolare ha suscitato molte emozioni e molto interesse. Come una pianta, se ben radicata, può sopportare e sopravvivere alle più aspre condizioni meteorologiche, così la nostra vita, se fondata su basi solide e relazioni familiari, può mantenersi viva e diventare un esempio per i più piccoli. In questa 39esima edizione della festa abbiamo deciso di inserire 2 giornate dedicate ai veneti emigranti e raccontare la storia dei braccianti agricoli mandati a lavorare nelle grandi zone paludose come l'Agropontino, la Maremma Arborea. Il progetto è nato da alcuni pensieri. Ho pensato alle tante persone che nel dopoguerra non riuscivano a sfamare la propria famiglia. Ho pensato ad altre che in tenera età, magari da sole, con una borsa o valigia di cartone, sono state costrette a emigrare in cerca di una vita migliore, consapevoli di dover lasciare le proprie radici e gli affetti familiari. Sabato 22 e domenica, 2 giornate di cui ripensare le nostre radici, in cui riconoscere la nostra identità, la nostra storia, le nostre tradizioni. Riteniamo fondamentale sapere chi siamo e da dove veniamo, anche per guardare al nostro futuro con determinazione. È stata allestita una mostra itinerante che percorre le varie tappe della loro vita e ricorderemo anche gli emigranti veneti nei 5 continenti. Sarà un'occasione da non perdere questa nostra mostra che ci farà riflettere. Cercheremo di trasmettere alle nuove generazioni quei sacrifici perché il nostro star bene di oggi lo dobbiamo anche a loro. La cerimonia è iniziata con l'omaggio ai veneti emigranti, la storia di una terra, l'orgoglio di un popolo. Alle 10 si è sviluppato l'incontro con le autorità presso il municipio, dando a depositare la corona d'alloro al monumento ai caduti, dove è intervenuta la banda e i rintocchi della campana. Tutte le persone intervenute hanno seguito le autorità fino all'ingresso dell'area della manifestazione, accompagnato dalla fanfara sezione alpiniana Montegrappa, per andare a fare il taglio del nastro.
Viva! Viva! Evviva questa nuova generazione della festa dell'agricoltura, il valore degli immigrati veneti. Sono intervenute diverse autorità, il sindaco, autorità provinciali e regionali, e tra cui gli emigranti. Si è svolto presso l'area delle scuole e dei mestieri antichi dei nostri contadini anche un balletto di alcuni ragazzi molto sentito e applaudito da tutti i partecipanti. Sia sabato che domenica c'è stato un afflusso notevole di gente che arrivava un po' dall'Italia e dall'estero. Veramente sentita questa manifestazione con tanta gente che è venuta a festeggiare questo evento. Gli stand sono stati veramente visti da tante persone, alcuni macchinari hanno incuriosito. Successivamente, dopo le varie prove dei vari trattori e macchine, anche a vapore, quindi molto interessanti, da macchine a vapore, a petrolio, a diesel, i landini. Ecco, i landini, c'è stata una gara verso il pomeriggio, quindi straordinaria, quindi una serie di queste macchine messe appunto a dura prova per l'aratura, quindi si sono battuti in una gara, controllati da gente esperta che dovevano misurare la profondità e la larghezza dell'aratro per dopo avere i punti finali per vincere la gara. Su questi trattori molte volte si vedono nelle campagne che le ragazze sono molto spigliate e si battono molto intensamente, sia per l'aratura che per fare i trasporti nelle case dei nostri contadini. E un grazie personale e sincero va al popolo di Campodoro, alle diverse istituzioni e ai tanti volontari che operano per il bene comune con impegno e dedizione. Un ringraziamento a quanti hanno contribuito sotto forma di sponsorizzazione. Il vostro contributo è stato molto importante.